Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima sfida tra Accademia di Palermo Calcio e Villabate, risultato di 1-0 come si può vedere dal nostro tabellino, vantaggio firmato da Giuseppe Baglione dopo il calcio di rigore sbagliato, lo stesso calciatore con la maglia numero 10 ha realizzato il gol che ha al momento cambiato la partita. Sentite soltanto il direttore di gara che però non vediamo in questo momento, invece no, perché sta controllando nuovamente le reti. Poi finalmente inizierà questo secondo tempo, il caldo continua ad aumentare e non è facile chiaramente per i giocatori riuscire ad avere un ritmo così alto, infatti ci sono veramente tante bottigliette d'acqua anche abbastanza fresche nel tentativo di far stare meglio questi ragazzi che chiaramente stanno andando incontro a uno sforzo non indifferente. Nel frattempo di Tegara guarda il proprio orologio, vediamo quando inizia la partita perché sta contando i giocatori in campo, sono 22, quindi si può finalmente iniziare. Arriva anche il fischio, inizia il secondo tempo con questo primo pallone subito gettato in avanti dalle parti di Mazzola. Tarantino, Caravello, poi lo scontro con D'Amico è andato molto duro sul suo avversario, ma in maniera chiaramente regolare. Il pallone sbatte proprio dalle parti del giocatore in maglia 7 e quindi rimessa dal fondo. Perrone lascia lì il pallone, rischia molto sul dribbling, poi va incontro e cerca di allontanare lo stesso D'Amico, non riesce, però anche Caltanissetta ha provato a ripiegare il tentativo di tenere il compagno. Madonia in anticipo lascia scorrere il pallone ma sbaglia. Mazzola, pallone che rimane in campo, Mazzola ancora, Mazzola calcia, ha già terminato però fuori, effettivamente anche da qui sembrava potesse essere oltre la linea di fondo, così è stato. Infatti il Torigara ha sanzionato questa giocata, quindi con una rimessa dal fondo. Perrone, Montalbano, va lungo, sbaglia ancora una volta il rilancio, si lamenta questa volta però con i compagni indicando di dare maggiori appoggi. Tallarita, dopo il pallone ricevuto da Mazzola, cambia gioco, buona qui la sua giocata, l'aggancio con il tacco di Maniaci che punta la difesa avversaria, salta tutti, cerca il pallone in mezzo, non arriva Mazzola. Questa è una grande occasione da parte di Vito Maniaci che va provato questo pallone a tagliare tutta l'area di rigore, a attraversare tutta l'area di rigore con il destro, non ha trovato nessuno. Poi lottano direttamente sulla fascia sinistra, allontana Montalbano con il destro, mette direttamente in rimessa laterale, un po' di confusione adesso per il Villabate che sembra stare accusando un po' il colpo anche del primo tempo. Il gol è preso da Baglione, sicuramente non ha fatto felice il tecnico di casa, mister Giuseppe Ferrante, che però non sta vedendo la sua squadra rispondere forse come dovrebbe probabilmente. Intanto calcio d'angolo per l'Accademia di Palermo Calcio con sul punto di battuta vediamo Baglione, vicino c'è Tarantino, infatti fanno uno schema. Baglione cerca di muovere il passaggio verso il compagno, va lui sul sinistro, poi l'appoggia proprio al compagno che poi cerca un traversone in anticipo, Scarcella, poi lo scontro che favorisce il colpo di testa di Caravello che va direttamente a cercare la porta, anche complice l'uscita di Perrone, pallone che non termina in rete, palla infatti direttamente in rimessa dal fondo. Questa è anche una buona occasione in realtà, perché un'azione insistita da parte della formazione di casa stava per trovare anche un raddoppio con un colpo di testa di Caravello che non era facile per la distanza, anche perché il portiere stava uscendo, l'ho anticipato, ma diciamo che dare anche precisione sarebbe stato veramente molto complicato. Intanto il controllo di Lanno che cerca il compagno e lo trova, Aiello con la suola, non salta Ganci che lo ferma molto bene, poi vede Maniaci, non lo serve, Mazzola, poi Montalbano, nuovamente Ganci, palla in rimessa laterale quindi per il Villabate che quindi oggi ha spuntato la casella dei 7 gol subiti, 2 soltanto quelli realizzati, ma come detto anche nella nostra intro ad inizio partita 5 gol sono stati presi comunque contro il Trapani, 1 contro il Pallavicino e per l'appunto oggi contro l'Accademia di Palermo Calcio, quindi non è un dato comunque negativo, considerando che comunque una partita sono stati presi 5 gol, isolando quella sfida
i gol subiti poi sarebbero stati 2, uno oggi e uno nella sfida contro il Pallavicino. Baglione intanto, c'è una piccola trattenuta di Maia, si continua ma soltanto per un istante perché viene sanzionato adesso il fallo, quindi calcio di punizione. Baglione sul punto di battuta, poi si dice qualcosa con Biondo, probabilmente i due si sbracciano, due numeri 10. Andrà Scarcella direttamente con una sventagliata in avanti, dentro c'è Maniaci, c'è anche Mazzola, Tallarica, più largo Caravello, vediamo chi riceverà il pallone, poi si alza Riera sulla fascia destra, rimane invece giù Tarantino e Ganci. Pallone sul limite dell'area di rigore a cercare probabilmente Mazzola, che però è stato anticipato l'ottima chiusura difensiva di Madonia, rimessa con le mani. Riera vediamo se si appoggia dietro, cercherà forse un inserimento di Maniaci, infatti fa proprio la seconda opzione, poi lotta ma alla meglio Mamone, che col sinistro cerca i compagni lì davanti ma non trova nessuno. Poi la scivolata di Scarcella, Ganci, controllo di Maniaci, buona qui la sua incursione, allarga il gioco, sbaglia il pallone orizzontale perché viene conquistato dalla difesa avversaria da parte di Madonia, ma il pallone poi ritorna dalle parti in maglia rossa. Poi lotta d'amico, mezza a 2, Caravello, palla fuori, poi viene spinto anche vistosamente da D'Amico. Sarà calcio di punizione che dallo stesso D'Amico con le mani dietro. C'è Madonia, c'è anche Montalbano, ma lui potrebbe trovare qualcuno messo forse in avanti. Fate poi il primo cambio perché lascia il terreno di gioco Gambino con la maglia numero 14. Vediamo chi entra. Entra con la maglia numero 8 Paolo Pace, quindi giocatore sicuramente di una fisicità maggiore rispetto a Gambino. Vediamo dove si inserirà all'interno del campo. Sembrerebbe al momento sul lato di destra, ma potrebbe essere soltanto una soluzione di questi minuti. Ecco Pace, che sbaglia il controllo e regala la rimessa laterale. L'ho visto. Era fuori. Tarantino. La sponda di Mazzola, ottima per Tallarita, poi allontana Sansone. Di testa Scarcella, qui senza paura su due versali, poi scarica il pallone su Tallarita. Ottimo qui Biondo con una giocata con la suola, molto elegante il 10 che cerca il pallone in profondità, poi Aiello spinge anche vistosamente qui Tarantino, ma detto di gara fa continuare Riera. Poi Mazzola, il contrasto, buona qui in fase difensiva Mazzola, che poi si allunga anche il pallone però. Nel tentativo forse di servire proprio il compagno Maniaci, non l'ha servito, stava per arrivare forse un passaggio con la punta probabilmente, ma è stato fermato prima che potesse toccare il pallone. Nel frattempo si riparte con le mani con Riera che in confronto alle scorse partite sta forse spingendo un po' meno su questa fascia, stanno spingendo tanto invece gli esterni alti come Maniaci, ma soprattutto Caravello lì davanti. Anche i centrocampisti come Baionetta, la Rita sicuramente sono due giocatori che dal punto di vista offensivo fanno tanto bene. Tanto Maniaci, palla in mezzo per Caravello che rimane giù, tutto regolare di poi Tarantino calcia verso la porta, respinta dalla difesa, poi rimane lì ancora Baglione e segna ancora lui, mette tutti d'accordo su quella palla che infatti stava vagando all'interno dell'area di rigore. Era quasi un flipper con Tarantino che aveva cercato l'angolo più lontano, non l'aveva trovato, poi il pallone stava per terminare dalle parti di Mazzola, anche il numero 9 però non è arrivato a concludere verso la porta. Arriva Baglioni con cattiveria agonistica a spingere con potenza questo pallone in porta, fa quindi il gol del 2-0, un gol meritato al momento per ciò che stiamo effettivamente vedendo in campo. Sansone allarga il gioco per Pace, di testa cerca una sponda, non riesce però. Poi Scarcella sbaglia quel tocco, uno dei primissimi errori però da parte del centrale in maglia numero 6 che sta giocando una partita al momento impeccabile. Con le mani va Mamone, lungo, Testaiello, poi Madonia, c'è vicino a lui Sansone, non lo serve, vuole un dribbling, gli riesce, poi si appoggia
alla centrale, la tocca felice, buona qui la sua giocata col sinistro, cerca Mazzola direttamente, poi Montalbano lo ferma, allarga il gioco Sansone, ecco Pace, l'aggancio, uno dei suoi primissimi palloni. Tarantino però fa una grande chiusura in mezzo a due, addirittura adesso anche in mezzo a tre, poi subisce fallo, grande giocata di Tarantino, va a terra, applausi da parte del pubblico. Poi Tarantino spinge via l'altro numero 3. Si riparte quindi con un calcio di punizione, Scarcella sulle punte di battuta, invece lui c'è felice, ma lui probabilmente andrà lungo. Infatti è così. Poi l'anticipo di Caravello su D'Amico, prende in controtempo qui Tallarita che potrebbe puntare l'avversario. Tallarita vede la sua posizione di Tarantino, lo serve, cerca un cross in mezzo, fermato proprio da Pace, che è uno degli ultimi, anzi il primo entrato in questo secondo tempo, sia da una parte che dall'altra. Fa una buona chiusura difensiva in ripiegamento il giovane esterno destro, lui che è entrato a posto di Gambino, quindi si vede Capitano Aiello invece di giocare più avanti, proprio accanto all'anno. In questo momento addirittura è l'uomo più offensivo. Intanto cross di Baglione sul secondo palo e non arriva a spingere verso rete Mazzola, perché arriva puntualissimo Perrone che fa sua la palla, guadagna qualche metro e poi va il lungo rinvio con Aiello contro Tarantino. Un contrasto fisico tra i due, viene difesa questo pallone, buona qui la difesa del pallone, poi Tarantino fa un grande contrasto ma commette fallo. I due però sono tutti a vicenda, assolutamente si dà ragione, così per dire, alle difensore, ma questa volta è stata data all'attaccante Aiello, quindi ho visto un calcio di punizione importante, minuto 45 di gioco, gara vivace come nel primo tempo al momento, tra queste due formazioni. Adesso andrà Madonia sul punto di battuta, Iosa cercherà un assist a uscire. Infatti è così, buono qui sul secondo palo, non arriva, poi ci arriva l'anno invece col sinistro. Ha ciccato l'occasione, però comunque una buona occasione. Infatti mister Santa Lucia dice proprio questo ai suoi ragazzi, non concede ovviamente queste occasioni, perché più volte ci sono stati questi calci di punizioni cercati e trovati chiaramente poi dalla formazione ospite che guadagna metri su queste circostanze. Nel frattempo si cominciano a riscaldare anche i primi uomini per la formazione di casa. Tratta di Pace, Adriano Pace si riscalda, ovviamente entrerà lui, vediamo forse al posto di Caravello che sta toccando tanti palloni, sta correndo veramente tantissimo, o magari al posto di Magneto. Tanto Tallarita con la punta si scontra con Madonia, sterzata, Pace col mancino si appoggia, Madonia centralmente, poi Ganci, l'anticipo tentato qui da parte di Riera che sbaglia, attacca la porta, fa tutto solo, può cercare ancora l'ennesimo dribbling ma si complica troppo la vita questa volta e viene allontanato il pallone da Tallarita. Maniaci, cerca Tallarita, sbaglia il tocco, ecco D'Amico che si butta lì in avanti, il classico braccetto di destra che si butta in zona offensiva, poi Aiello salta tutti, Aiello ancora, salta anche Inzerillo e poi arriva sotto porta il gol di Lanno, però è stato, il gioco è fermo perché è stato fischiato il calcio di rigore, cartellino rosso per Inzerillo e questa può essere chiaramente un evento che può cambiare la partita, perché adesso sarà cartellino rosso e calcio di rigore. Adesso probabilmente entrerà Alessandro Messina. L'anno si sta disperando perché aveva trovato il gol a porta vuota, uno dei gol probabilmente più facili della sua giovanissima carriera, ma il direttore di gara aveva comunque fischiato in precedenza. Il direttore di gara aveva fischiato infatti prima che il pallone terminasse dalle parti di Lanno. Lanno infatti sta chiedendo chiarimenti a tutta la sua panchina, ma la decisione del direttore di gara è comunque giusta, si è fischiato prima, è giusto così, poi si può essere anche non d'accordo chiaramente da una parte o dall'altra, ma la decisione comunque è corretta se il direttore di gara ha effettivamente fischiato prima. Nel frattempo sta per entrare sicuramente Messina, al momento non lo vediamo, ma e invece no, adesso ecco Messina infatti si sta mettendo i guantoni
Vediamo chi cambierà, perché adesso mister Davide Santorgia deve avere un giocatore di movimento per un portiere. Qui non è mai una soluzione falsa, solitamente si leva un attaccante, ma ecco Messina infatti che fa il suo ingresso al posto di Caravello, quindi viene sacrificato il numero 7 che probabilmente avrebbe lasciato forse il campo dopo, qualche minuto più tardi. Facciamo anche un altro cambio perché lascia il campo con la maglia numero 4 Mamone, che sta facendo una buona gara, dentro invece con la 11 Claudio Savoca. Nel frattempo calcio di rigore perché dal punto di battuta dovrebbe andare Aiello. È un po' insolita perché non è tanto facile concedere due calci di rigore in una partita, entrambi nella stessa porta, da una parte e dall'altra. Insomma, delle statistiche veramente molto interessanti queste. Nel frattempo il calcio di rigore con Aiello sul punto di battuta che guarda il neoentrato Messina. Vediamo come si presenterà il numero 12, entrato a freddo, nonostante veramente utilizzare questa parola sia quasi un ossimoro quest'oggi. Ecco, sul punto di battuta il capitano sta guardando attentamente il portiere avversario. Nel frattempo mister Santa Lucia è a colloquio con il direttore di gara, forse per un cambio. C'è al momento qualche dubbio forse su chi è uscito però Caravello. Però si è cambiato il perché è sempre Iello, giusto? Il capitano. Nel frattempo c'è stato un problema forse nei cambi, infatti mister Santa Lucia ha detto proprio uscito il numero 7 Caravello, è entrato invece Messina, ma intanto è calcio di rigore al minuto 50, ma il gioco è fermo ormai da praticamente 2 minuti, mancano 20 minuti alla fine della partita, ma questo gol potrebbe in caso riaprire la partita qualora chiaramente il pallone entrasse in rete. Nel frattempo Aiello sta guardando attentamente il portiere, guarda anche attentamente il pallone, prende soltanto il fischio di di gare, poi potrà finalmente calciare. Minuto 51, caricare qualcuno anche a pregare, poi intanto la conclusione centrale, ma va benissimo così, fa il gol del 2-1 adesso Aiello, gol che adesso riapre sicuramente la partita. Un rigore forse non bellissimo da vedere perché è stato centrale, basso, però è stato efficace, differenza magari di quello di Baione che era sicuramente dal punto di vista tecnico migliore per l'angolo trovato, però in quel caso il 10 aveva angolato un po' troppo e il pallone infatti l'ha terminato al di fuori del terreno di gioco. In questo caso invece Aiello ha cercato forse di giocare con il portiere avversario, vedendo probabilmente che fosse leggermente proiettato verso la parte sinistra. Lui ha cercato invece direttamente di non angolare troppo, di tua centrale. È bastato così per trovare infatti il gol. Intanto lotta d'amico con Mazzola, poi anche Tallarita, mette tutti d'accordo, poi Caltanissette. Salta di testa il non entrato Savoca, subisce fallo da Ganci. Nel frattempo arriva un altro cambio per la formazione di casa. Mister Davide Santolucia infatti sta facendo entrare con la maglia numero 16 Mattia Puleo al posto di Tallarita. Adesso il modulo anche un po' abbiamo sentito effettivamente l'audio di campo, chiaramente mister Santa Lucia, un 4-4-1 e Puleo gira come interno di sinistra, quindi un ruolo, vediamo come si troverà in questo ruolo, che non è facile giocare comunque in 10 uomini, cambiare anche l'assetto tattico, perché al momento va sulla fascia sinistra Baione, sulla destra c'è sempre Maniaci, dall'altra parte invece al centro del campo ci sono proprio Puleo e Ganci, lì davanti invece Mazzola come unico terminale offensivo. Aiello prova a girarsi in mezzo a due, sbaglia tutto, poi Ganci in anticipo, Baione con la punta, tocca per Mazzola che può lanciarsi, la scivolata rimane comunque in piedi, Mazzola attacca la porta, Mazzola rientra sul destro, poi cerca i compagni, trova Puleo, Baione, ancora Puleo, calcia col sinistro, non trova la porta, trova invece il piede in opposizione del difensore avversario, ma si era subito presentato bene qui Puleo, attaccando la porta e cercandolo soprattutto. Tanto l'anno cerca di agganciare il pallone, viene contrastato da Riera, poi un mismatch fisico vinto al momento da Riera, che infatti lascia scorrere anche il pallone, trova rimessa laterale, quindi possesso per l'Academy Palermo Calcio.
vedere una cosa con quello che fa pensare. Riera con le mani. Mazzola lotta come sempre su tutti i palloni. Adesso Puleo col sinistro cerca un rilancio in avanti, cercare Baglione che però viene tagliata la strada da D'Amico che sta facendo un grande secondo tempo oggi. Non perde il pallone, Montalbano, gancio rischioso perché Mazzola gli soffia via il pallone, poi lui però mette in rimessa laterale, anche messo in difficoltà. Rimessa con le mani Baglione e va giù e calcio di rigore ancora, il terzo. Dicevamo come fosse insolito vedere 2 calci di rigore, ma lo è ancora di più vederne 3. Ancora una volta Baglione se lo conquista. Il primo tempo se l'era conquistato Mazzola, in realtà aveva battuto Baglione, questa volta Baglione lo lascia anche un po' arrabbiato in realtà perché ha sbattuto il pallone a terra, effettivamente non è felice forse di questa scelta. Cartellino giallo anche per Sansone. Un cambio di scarpe per Puleo. Sul dischetto va Samuele Ganci, il capitano. Chi se non lui? Chi se non giocatore che indossa la fascia da capitano per tentare di riportare la partita in un doppio vantaggio. Non subito, Sta per entrare intanto Adriano Pace. Il tecnico gliel'ha detto, sta per entrare. Tieni pronto. Sul punto di battuta proprio Ganci, il capitano. I passi e calcia! E poi la parata del portiere, incredibile! 2 rigori sbagliati per l'Accademia di Palermo Calcio. Con Baglione che si infuria, probabilmente con il suo tecnico, voleva essere lui a calciare questo rigore. Tanto giallo per D'Amico. Anche molto arrabbiato di rigore in questo momento. Invece D'Amico non è d'accordo, continua a protestare. Il direttore invece dice basta. La palla è comunque in rimessa laterale, quindi si continua. Si riparte quindi con una rimessa laterale in zona comunque offensiva con Riera sul punto di battuta, diciamo c'è Ganci, ma anche Puleo che però adesso potrebbe forse entrare dentro l'area di rigore sfruttando quei 20 centimetri. Mazzola va incontro. La giocata in mezzo a 2. Quasi gli riesce, adesso sì, Mazzola mette in mezzo, trova però la testa di Montalbano che poi allontana un po' stizzito questo pallone. Calcio d'angolo quindi per l'Accademia Palermo Calcio. Vediamo chi batterà questo corner perché li batteva la Talarita solitamente, ma adesso è fuori. Baglione. Nel frattempo rimane giù Riera con la sua velocità, ma anche felice. Rimane anche giù Tarantino, però con uno sguardo rivolto in avanti, forse per inserirsi. Vediamo Baglione intanto, cerca il primo di testa, primo Puleo, poi Scarcella, chiede un tocco col braccio, niente da fare, Mazzola, conclusione di Puleo, 2 volte, poi viene murato e il pallone viene respinto questa volta. Poi Ganci, però il gioco è fermo perché c'è stato un colpo, forse per Aiello il capitano, se non vediamo male. Si è rialzato però il capitano, tutto ok. Autore del gol del 2-1. Posso per? Gioco che riparte quindi con il possesso palla da parte di Madonia che lo serve infatti ai suoi avversari. Molta sportività comunque oggi in campo. Tarantino, gancio non dei migliori. Messina, le finte, qui tanta personalità da parte del portiere. Poi lo scontro tra Aiello e Felice, poi molto sportivo qui. Felice infatti a fermarsi subito, dire al compagno di buttare il pallone in out per consentire infatti l'ingresso da parte dello staff medico della squadra ospite. Tanta sportività in campo, nonostante ci siano stati 3 calci di rigore, sembrerebbe quasi non esserlo, ma in realtà una gara molto sportiva. Interventi
sempre molto decisi ma comunque regolari. Nel frattempo rimessa laterale per il Villabate, che però chiaramente restituirà il pallone visto ciò che è successo. Nel frattempo anche la panchina a chiedere chiarimenti forse sul calcio di rigore, e infatti Pace restituisce il pallone direttamente alle parti di Messina, che in precedenza ha fatto vedere una grande giocata con tanta personalità, forse anche un pizzico di follia, ma bisogna a volte anche averla, tentando un dribbling insolito ma ben riuscito. Intanto Riera, anche lui con un dribbling ben riuscito in mezzo a quota pesare addirittura. Riera crea l'occasione, si ricorda che lui lo scorso anno faceva effettivamente l'esterno di centrocampo, esterno d'attacco addirittura, e infatti fa un'azione praticamente non da terzino ma da esterno da alto. Poi serve in profondità Mazzola, che lui non riesce ad arrivare però ai piedi del 9. Intanto Ganci lotta col ginocchio addirittura, e c'è fuori benissimo il capitano che si vuole rifare dopo il rigore sbagliato. La rulletta tiene il pallone, allarga questa volta, però il gioco è fermo per un intervento irregolare, piuttosto anche reiterato devo dire, con Ganci che si tocca la zona lombare. Minuto 60 di gioco, intanto mancano 10 minuti al termine del match. Sul punto di battuta sempre Scarcella, che va quasi sempre lui in queste battute lunghe. Vediamo se cerca la porta, un po' distante, cerca addirittura infatti la porta, la blocca Perrone che sta giocando una grande partita, ha parato anche un calcio di rigore, un altro invece l'ha probabilmente soffiato fuori. Guarda qui l'uscita di Felice, sempre molto elegante, palla al piede, Baione, vede l'inserimento di Mazzola, non riesce a servirlo, poi D'Amico, il calcio un po' difettoso, c'è comunque a passare il pallone, Biondo sguscia via, la controlla, porta in avanti, scarica col sinistro, adesso Lanno che può puntare l'uomo con un rimpallo, riesce a passare anche su Riera, si allunga il pallone, adesso poi Riera lo insegue, poi con un contrasto fisico riesce anche a passare, ma il gioco è fermo per un pallone terminato in out. Nel frattempo ecco un altro cambio, forse due, vediamo. No, al momento soltanto uno, con Flavio Cascio. Ecco infatti Cascio che prende il posto di Maniaci forse, perché e infatti sì, perché si sta per avvicinare verso la panchina. Una buona gara per Maniaci, non è entrato nel tabellone dei marcatori ma comunque ha giocato bene e si è infatti da tanti applausi meritatissimi per lui. Entra Cascio con Baglione che giocherà sulla destra, Cascio invece giocherà forse a centrocampo con Puleo che invece giocherà nell'out di destra, quindi Baglione rimane comunque a sinistra. C'è stato anche un altro cambio perché ecco l'ingresso da parte di Carmelo Vaccarella con la maglia numero 16, vediamo dove si posizionerà. Centrocampo, direttamente in marcatura su Cascio, quindi uomo fresco su uomo fresco. Con le mani Riera. Ci sarà anche un cospicuo recupero sicuramente, mancano 7 minuti e mezzo, ma un recupero di almeno 3 minuti ci aspettiamo, forse anche di più. D'Amico intanto, buono qui il suo anticipo, poi prova a passare, lotta col fisico, ma non riesce a passare. Cascio, appena entrato, buona qui il lancio a cercare la profondità con Mazzola e poi puntuale anche l'uscita di Perrone. Qui buona la palla di Cascio che immediatamente è riuscito a servire il compagno con questo pallone profondo, lanciando lungo per una palla giusta. Nel frattempo continua a riscaldarsi Pace e forse, se vi ho sentito bene, entrerà al minuto 30. Mazzola col braccio si aiuta, dice di no, poi D'Amico si è messo davanti, Baione di Tegaria non l'ha visto chiaramente, sarebbe stato probabilmente forse anche da morire il giocatore con la maglia numero 10. Sansone allarga per Pace, brutto qui il suo aggancio che ci ha dato con l'esterno destro e non con il mancino. Difatti il pallone è terminato in out con le mani. Mazzola aggancio, poi scontro con lo stesso Sansone che questa volta non bada allo stile,
getta direttamente in out. Tarantino. Mazzola, buono qui sul aggancio come sempre. Poi Baglione attacca la porta, vede lo spazio, Baglione si inserisce, cerca la punta addirittura, ma non trova la porta, questo è un esterno in realtà. C'era anche Mazzola che stava salendo sul lato di sinistra, ma non l'ha servito. Ha cercato piuttosto la porta, voleva la doppietta personale, quella che fosse stanigata con il calcio di rigore non tirato da lui. Anzi, voleva la tripletta personale. Baglione, chiedo scusa perché ne realizzati già due. Uno nel primo, l'altro nel secondo tempo. Intanto la scivolata puntuale di Riera. Allarga come sempre il gioco Sansone, poi la controlla Tarantino, sbaglia un poco, poi favorisce quasi l'arrivo di Savoca, di testa scarcella direttamente da Mezzena, che è entrato anche con il piglio giusto. Poi Mazzola lotta con Montalbano, forse lo tiene un poco, tutto regolare però. Minuto 65, mancano 5 di gioco, poi un cospicuo recupero, come dicevamo anche in precedenza. Ganci allunga il pallone, cerca Mazzola, di testa la tocca, poi il rimpallo e Montalbano allontana. Madonia con il petto Savoca. Aiello tallonato da due giocatori, viene sanzionato in maniera irregolare questo doppio placcaggio davanti e dietro. Nessun cartellino, ma comunque calcio di punizione. Sul punto di battuta Capitan Aiello. Oh, dai, Maxi, dai! Vai meglio, Maxi, vai meglio! Aiello probabilmente andrà a lungo, risultato di 2-1 per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Battuta lunga, poi la controlla Messina un po' faticando, riesce comunque a bloccarla in forse 3 tempi. Quello che importa però al tecnico Santarogina è che comunque l'abbia presa questa palla. Questo probabilmente andrà a lungo, guadagna anche qualche secondo, nel frattempo c'è spazio anche per Adriano Pace, che sarebbe dovuto entrare in realtà qualche minuto fa, ma un po' di sfortuna per lui, l'espulsione, poi il gol è preso, probabilmente ha fatto tardare, ha fatto congelare il suo cambio, nel frattempo ancora fallo da parte di Puleo. Va dietro! Quel cambio con Pace, ma non è l'unico, perché anche dall'altra parte c'è un ingresso. Però dopo la prossima interruzione probabilmente palla rimane lì. Savoca, Pace vuole l'esterno destro, lo ottiene, lotta con il fisico, poi Felice fa una grandissima chiusura, ma una grande partita, uno dei protagonisti oggi in campo, prese praticamente tutte. Nel frattempo ecco i cambi, perché entra Lorenzo Salerno per il Villabate, nei uomini di casa invece Adriano Pace. Vediamo chi esce Montalbano dalla parte, dall'altra il man of the match Baglione, che non è molto contento in realtà per questo cambio, forse arrabbiato magari per il calcio di rigore, ma in realtà gioca una grandissima partita, dovrebbe essere anzi molto felice per la sua prestazione. 2 gol e grandi giocate. Ecco qui in campo infatti Salerno, quindi il posto proprio di Montalbano. Adesso una difesa che sempre a 3 dovrebbe essere, forse no, è 4, perché infatti Pace va dal suo omonimo, Pace va su Pace, perché sono entrambi i giocatori che si chiamano questo cognome, e infatti sembra, però adesso va avanti in realtà Pace, quindi bisogna capire infatti il modulo, forse è una divisa a 2 addirittura, manca veramente pochissimo. Il tecnico Ferrante vuole il tutto per tutto nel tentativo di recuperare questa partita, che al momento è ferma sul risultato di 2-1, ma ha visto un Villabate comunque decisamente migliore rispetto a quello visto nel primo tempo. Intanto Baggio viene sanzionato l'intervento di Caltanissetta, calcio di punizione, c'è qualche minuto, anzi qualche secondo per i segni. Infatti ancora si tocca la zona lombare, Ganci doloroso dopo il contrasto precedente. Qualche minuto fa infatti ha acquistato un colpo proprio su quella zona, ancora non si è ripreso il 4 però. Riera, ecco il controllo tentato dal Nentoto Salerno, sbaglia Pace all'uscita, Tarantino, c'è tanto spazio per Adriano Pace che punta all'uomo, Pace sul sinistro, cerca la porta,
direttamente tra le braccia di Perrone, un mix tra un tiro e un pallone a secondo palo, così citare il calcio a 5. Qui sappiamo invece essere una delle giocate più cercate. Pallone alto, Felice, Mazzola, c'è lo spazio per Pace. Mazzola rientra, allarga il gioco, sbaglia tutto qui Mazzola, non da lui, ma sai che un po' di stanchezza. Poi Caltanissetta decide di lasciare scorrere il pallone. Poi il contrasto parte di calcio. D'Amico in avanti a cercare Pace, poi Tarantino col fisico, viene anche un po' al placcaggio, tutto regolare però, palla indirettamente dalle parti di portier Messina. Sono 2 minuti di recupero, in realtà ci aspettavamo forse un po' di più. Stai attaccata, Dia, stai attaccata. Aspettavamo forse almeno 3 minuti, se non 4 forse. Di Tregara invece ne ha chiesti 2. Decisi Salerno intanto, controlla il pallone. Poi lotta Puleo, c'è anche Calcio che quasi arriva sul pallone. D'Amico allontana, butta il pallone in avanti. C'è però Scarcella che con la testa la tocca. Poi demoniato anche mister Santa Lucia, che infatti lo vedete proprio sui nostri schermi, è ben oltre la sua area di competenza. Lotta Aiello col tacco, lascia lì il pallone, non arriva Salerno, il rimpallo non la favorisce. Adesso la volata di Pace, c'è Puleo che cerca il pallone di profondità, serve adesso il compagno che però non arriva, anche per poco in realtà, perché arriva puntualissimo. Portiere Perrone ha fatto una grande partita. D'Amico quindi cerca di velocizzare. Poi Tarantino per Mazzola, si inserisce in mezzo a 2 maglie gialle, la tocca ma non riesce a controllarla, era molto complicata. D'Amico, Aiello, il controllo nuovamente da D'Amico. Aiello rischia tanto qui su Puleo, riesce ad avere la meglio, ma il pallone è molto velenoso, infatti sbaglia tutto. Cascio può puntare la porta, si allunga il pallone, Cascio, Perrone ancora, uscita bassa ma perfetta da parte del portiere. Poi Cascio cerca la giocata e gli riesce, grande qui la sua giocata, poi cerca il pallone in mezzo, Puleo non riesce a calciare, poi sempre Cascio, c'è solissimo Pace ma non viene servito ancora una volta, non chiude la partita qui l'Accademia di Palermo Calcio. Pallone in avanti con la punta, Scarcella la tocca e poi allunga nuovamente il pallone. Poi 2 volte Riera commette fallo, pallone anzi gamba troppo alta, mancano 20 secondi alla fine della partita, manca veramente pochissimo, c'è spazio probabilmente per l'ultima azione. Pallone alto con la testa, poi Pace, gamba alta, poi sempre Pace. D'Amico cerca la conclusione, Mura adesso puoi partire Puleo, lo sconto favorisce Pace, è un 2 contro 1, Pace contro il portiere, Pace contro Perrone che cerca di serentarlo, Pace, Perrone, perfetto Perrone, che miracolo appena compiuto, c'è spazio ancora per un'ultima occasione però, calcio d'angolo. Gioco fermo per Campi intanto. Mancano 20 secondi, come ha detto anche il direttore di gara. C'è spazio quindi per l'ultimo corner, ma si continua a giocare perché c'è stato un gioco a terra per Campi. Intanto cartellino rosso per un membro dello staff. Anche il tecnico qui infuriato col proprio collaboratore. Sarà quindi corner
Sarà quindi calcio d'angolo con Paggi sul punto di battuta, vicino a lui c'è anche Puleo, probabilmente si giocherà sulla bandierina, non c'è fretta chiaramente, mancano soltanto 20 secondi, anche mister Santa Lucia a controllare il proprio orologio per poter finalmente festeggiare questa prima vittoria in casa, la seconda del campionato. Puleo la tiene lontana lì sulla bandierina, poi va giù, calcio di punizione, ancora tempo da giocare e ancora forse un'altra occasione. Rimangono tutti giù praticamente, Scarcella, Felice, Tarantino. I tre stanno infatti parlando, stanno comunicando. Probabilmente a dire ragazzi noi rimaniamo qui in difesa, non ci importa, manca veramente pochissimo. Sarà quindi pallone battuto con Puleo, la difende, la tocca a Biondo ed è rimessa dal fondo, c'è ancora tempo. Seguila Adriano, sei fresco! Forse c'è spazio ancora per un'ultimissima occasione. Seguilo, vacci! Dai, chiudi! Pace controlla con la suola, poi si appoggia D'Amico, ma va bene così! Termina la partita, torna a vincere in casa l'Accademia Palermo Calcio e lo fa dopo 75 minuti di fuoco. 2-1 il risultato, doppietta di Giuseppe Baglione, fatta bellissima, sale adesso a quota 6 punti, supera anche lo stesso Villa Abate in classifica. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, qui da Marco Genduso di Sportisili è tutto.